24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. C'è un problema per le vecchie scadenze relative agli accertamenti dei danni subiti da privati e imprese con l'alluvione che ha devastato il Veneto lo scorso anno. È infatti in fase di adozione un provvedimento che fissa nuovi termini sia per l'accertamento sia per la rendicontazione, resa possibile dalla proroga dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 novembre scorso. Ne ha dato comunicazione il commissario per la Stancari, per sgomberare il campo da ogni equivoco e ogni incertezza su questo argomento. La decisione richiede solo i tempi tecnici per la formalizzazione. Voglia di crescere per la Repubblica Africana del Mozambico, che ha scelto come via strategica al proprio futuro la formazione professionale. Nella giornata di ieri una delegazione di alto livello, guidata dalla vice ministra dell'Educazione con delega per l'educazione tecnica e professionale Leda Florinda Ugo, è stata ricevuta a Palazzo Balbi dal presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato. Nel corso del colloquio sono state poste le basi per una più proficua collaborazione e scambio di esperienze nei due settori agricolo e turistico, che la Repubblica Africana considera tra i più promettenti per il proprio sviluppo economico. Il Mozambico sta vivendo uno sviluppo economico rapido e può contare anche per il futuro su una popolazione giovane. Il 50% dei suoi abitanti ha infatti meno di 18 anni. Prosegue la collaborazione fra Blue Panorama Airline e l'aeroporto di Verona, che ritiene il vettore un partner strategico per la domanda sul lungo raggio proprio in funzione della sua posizione di leadership sull'area caraibica. Una collaborazione consolidata e di successo dei voli da Verona per Cancun, La Habana e Santo Domingo, che si allarga anche ai tour operator che sono partner di Blue Panorama Airline. E non potete perdere l'occasione di andare a visitare questi tre posti incantevoli: il Messico, la Repubblica Dominicana e anche l'isola Cuba, che è veramente la più grande isola dei Caraibi, la seconda barriera corallina sul pianeta, e più che un viaggio è un'esperienza di vita, insomma. Quindi io, veronesi, veneti, tutti quelli che scelgono Catullo, ve lo raccomando proprio, insomma, di volare Blue Panorama in questi posti. L'aeroporto di Verona continua in questo modo a potenziare le partnership con le compagnie leader di settore, per mettere a disposizione del territorio un'offerta sempre più ampia e diversificata. Sicuramente stiamo lavorando, come avete visto, per ampliare l'offerta, perché il nostro sistema aeroportuale si è candidato a crescere come servizi di outgoing e per servizi di incoming. Blue Panorama è un partner assolutamente adeguato, è una compagnia leader di mercato, ma soprattutto che guarda verso l'efficienza e la qualità. Siccome siamo nella stessa linea, anche noi vogliamo lavorare per portare efficienza e qualità, per dare risposta ai nostri clienti, è un partner ideale e lavoreremo con loro. 150 espulsioni nell'ultimo mese e mezzo, spaccio di droga, furti e rapine ai reati contestati. È questo il bilancio dell'ampia attività di controllo del territorio svolta dalla squadra mobile di Padova, con il fine di arginare i fenomeni dell'immigrazione clandestina. Le aree battute dagli agenti della polizia sono state il Portello, la stazione, la zona Stanga e soprattutto le aree del centro cittadino, le piazze e Prato della Valle. Contrasto all'immigrazione clandestina, ma in favore dell'immigrazione, perché si cercano di individuare tutti quei soggetti che si sono da anni gravati di reati e quindi hanno dimostrato pericolosità sociale, hanno dimostrato una non volontà di inserirsi nel territorio e nel tessuto sociale. Tra gli stranieri identificati spicca un tunisino ventenne responsabile dell'aggressione avvenuta lo scorso 8 ottobre su un autobus di linea ai danni di un militare fuori servizio che era intervenuto a difesa di 3 ragazze importunate da alcuni tunisini. Grazie proprio a questa attività che ormai da diversi mesi stiamo intensificando sul territorio, quindi raccolta di dati, di informazioni e soprattutto identificazioni di numerosi soggetti. Tra questi il militare ha riconosciuto proprio colui che lo aveva colpito violentemente al volto e quindi
quindi poi con le attività sul territorio siamo riusciti a localizzare l'abitazione dove l'abbiamo catturato. Il futuro nella lotta contro il cancro si chiama immunoterapia. L'uso clinico degli anticorpi rappresenta infatti la frontiera della ricerca, una pratica che in passato non riscontrava un gran consenso visto la limitata efficienza dei vaccini antitumorali, eppure oggi, dopo anni di studio, si è arrivati a sostenere che gli anticorpi costituiscono un presidio terapeutico efficace. Questa è una delle strade che noi stiamo percorrendo, che ha in sé potenzialità enormi, perché effettivamente verte questo tipo di approccio sullo stimolare il nostro sistema immunitario, quindi qualcosa che si è evoluto con noi stessi, ad aggredire i tumori. Sono oggigiorno esempi non solo sperimentali ma di realtà clinica, di armi immunologiche che effettivamente sono assolutamente efficaci. Risvolti interessanti sono arrivati anche nell'ambito delle neoplasie infantili. Ci sono nuovi farmaci o dei farmaci innovativi per quanto riguarda il meccanismo d'azione, ci sono dei farmaci nuovi però sempre relegati a fasi e a situazioni specifiche di neoplasia. Io credo che questo avrà ulteriore sviluppo nei prossimi anni, anche perché finalmente questo tipo di farmaci sono più prontamente disponibili anche per l'età pediatrica, mentre fino a pochi anni fa erano limitati alla sperimentazione nell'adulto. Mercato dei biscotti, il gran duello della colazione. L'industria alimentare in Italia vale oltre 1 miliardo di euro ed è dominata dalle marche nazionali, ma anche loro sentono la crisi. Tutti i particolari su Industria e Finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.